La trecentesca e prestigiosa sede del Palazzo della Ragione ha ospitato la 7ª edizione del Salone Mondiale del Turismo nelle città e nei siti patrimonio UNESCO, un evento espositivo ideato con lo scopo di promuovere sinergie tra istituzioni ed operatori turistici, nell'intento di valorizzare luoghi ed eccellenze territoriali. L'Istituto Leonardo da Vinci di Padova, nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro, ha offerto ai propri studenti dell'indirizzo tecnico-turistico l'opportunità di cimentarsi nella gestione dei servizi di accoglienza e front office durante la manifestazione, verificando la valenza formativa dell'iniziativa. Quali sono le strategie dell'Istituto per favorire questa opportunità per gli studenti dell'indirizzo tecnico del turismo? Allora, l'Istituto Leonardo da Vinci è un istituto che ha una tradizione di istituto professionale. Da alcuni anni la parte che si dedicava al turismo è diventata un istituto tecnico economico. Sappiamo che il turismo, soprattutto nella regione Veneto, è fonte importante anche dal punto di vista economico di risorse, quindi noi cerchiamo di aderire a tutte le possibili iniziative, compreso quella che si apre oggi con il Salone Mondiale del Turismo al Palazzo della Ragione, che portino più vicini i ragazzi al mondo effettivo, al mondo del lavoro, al mondo del turismo. Una delle iniziative che abbiamo preso ancora nel passato e che ripeteremo anche quest'anno è di far fare degli stage presso alberghi, presso località turistiche. L'altro anno a Jesolo, quest'anno probabilmente sarà sul lago di Garda, dove i ragazzi potranno, in periodo in cui c'è un po' di calma rispetto all'afflusso delle persone, potranno vedere da vicino quelle che sono le strutture. Da 3 giorni che è una grande opportunità quindi per il mondo del turismo, ma anche soprattutto per gli studenti. Senz'altro, perché appunto entrano in contatto con la realtà del turismo anche a livello molto alto, quindi avranno possibilità di essere quelli che accolgono le persone, ma quelli che poi sentono anche cosa chiedono le persone, cosa vogliono e dove vogliono arrivare. Quindi un'opportunità molto grossa, ed è il secondo anno che lo facciamo, quindi alcuni dei ragazzi c'erano già lo scorso anno. È un'esperienza che tra l'altro entra nel lavoro, quindi nello specifico entra nell'alternanza scuola-lavoro, che dall'anno scorso è obbligatoria per tutti gli istituti, anche se noi come Istituto Da Vinci la facciamo da parecchi anni. L'alternanza scuola-lavoro quanto efficace è oggi per lo studente? Sì, direi che è fondamentale, perché ormai anche le ultime leggi, la legge 107 del 2015, in un certo senso ci obbliga a fare un po' di attività, ma anche noi le facciamo con piacere, perché gli studenti chiaramente, come dicevo prima, risultano più motivati allo studio quando poi capiscono che quello che studiano a scuola poi è utile anche nel mondo del lavoro. C'è un rapporto biunivoco sostanzialmente fra quello che apprendono qui e quello che poi studiano in classe e viceversa. Un grande evento apertosi con il taglio del nastro alla presenza delle massime autorità, tra cui il sottosegretario ai beni culturali e al turismo con delega UNESCO, Ilaria Borletti Buitoni, l'assessore alla cultura del comune di Padova, Matteo Cavatton, in rappresentanza del sindaco Massimo Bitonci, e il presidente dell'Associazione Beni Italiani Patrimonio UNESCO, nonché sindaco di San Gimignano, Giacomo Bassi. Se il seme della consapevolezza del nostro patrimonio culturale viene messo e piantato nelle giovani generazioni, allora cresce più forte. Questo è il punto. Questo è il punto. Grazie mille per quello che fate, grazie. Penso che per gli studenti questa sia una delle esperienze più belle, nell'ambito degli stage che riescono a fare all'interno ad esempio del VTE oggi, e devo ringraziare davvero la disponibilità dell'Istituto Leonardo da Vinci per aver in qualche modo coprodotto questo tipo di collaborazione. Ecco, ritengo che se il lavoro, così il primo impatto con il lavoro degli studenti sia una manifestazione come questa, non ci sarà che ben sperare per il futuro. La nostra associazione, come è noto, riunisce amministratori pubblici, gestori, come si dice magari con un termine non proprio aulico, dei siti UNESCO italiani, e noi come associazione, tra le varie attività che facciamo, abbiamo elaborato un progetto che si chiama UNESCO per la scuola, con il quale abbiamo costruito un ambiente informatico, una sorta di portale
che ora andremo a riempire di tutta una serie di contenuti, ma progettato proprio per essere uno strumento a disposizione di tutti gli insegnanti d'Italia di ogni ordine e grado, per avere prontamente a disposizione il materiale e le informazioni ed anche un linguaggio consono per spiegare il significato dei siti UNESCO. La promozione del turismo nei siti riconosciuti patrimonio dell'umanità è un tema molto caro anche all'Istituto Leonardo da Vinci, che fa parte della rete internazionale di scuole associate all'UNESCO e che in molti dei suoi progetti ne promuove i valori. Noi siamo la prima scuola di Padova che è entrata nella rete UNESCO degli istituti scolastici italiani, quindi diciamo ci pregiamo di questo titolo. Si tratta di una splendida opportunità offerta agli studenti di testare le proprie competenze in un contesto lavorativo che integra cultura ed economia e pone in evidenza l'importanza del marketing territoriale e della capacità di enti ed imprese di fare rete per promuovere il turismo nelle città e nei siti patrimonio dell'umanità. Allora Carla, che esperienza è stata? È stata una bella esperienza perché ho avuto la possibilità di dimostrare le mie capacità linguistiche e di interagire con i visitatori della mostra, è una cosa che mi sarà molto utile in futuro per il mio lavoro. Rachele, che esperienza è stata? È un'esperienza molto bella, mi piace molto e la consiglierei a molti. Gli studenti sono sempre entusiasti di sperimentare le loro capacità nel mondo del lavoro, danno il meglio di sé. Ottengono proprio il massimo da un'esperienza di questo tipo. In questo contesto hanno l'occasione di vedere contemporaneamente la collaborazione tra il mondo della cultura, il mondo dell'economia, il mondo del turismo e riescono a acquisire un bagaglio che nel mondo del lavoro gli sarà utilissimo. Allora Agnese, uno stage positivo? Sì, secondo me sì, perché offre molte possibilità e ti mette alla prova. Quindi è un'esperienza? Da fare e da portarsi sempre con sé nel resto della vita e nel mondo del lavoro. Allora Benedetta, che esperienza è stata? Per me è stata positiva, per questo ho deciso di rifarla e spero si riproponga anche gli anni prossimi per i futuri compagni. 3 giorni all'insegna dell'accoglienza dei visitatori per illustrare il programma dell'evento, fornire informazioni e guide agli itinerari culturali. Una sfida, il World Tourism Expo di Padova, che gli studenti hanno affrontato con senso di responsabilità e competenza. La prova, superata con successo, rappresenta una proficua e positiva esperienza per affrontare il mondo del lavoro che li attende.